Bentornati a Dai Reporter Sera. Questa sera con noi parleremo di sicurezza, parleremo di infrastrutture, parleremo di sanità, parleremo di trasporti e di lavoro. Tutto questo, tutto insieme relativamente a cosa? Ad una delle, anzi alla provincia più popolosa della regione Veneto. Parliamo di Padova. Padova provincia, 980.000 abitanti coinvolti. Un grande progetto per migliorare i servizi ai cittadini. Oggi lo faremo con i sindaci di destra, di sinistra, le civiche, un dialogo aperto per parlare della grande Padova. Qui con noi Massimo Bitonci, sindaco di Padova. Buonasera sindaco e benvenuto. A tutti. Un grande progetto, questa è la grande Padova che propone al comune di Padova e alla sua prima periferia. Spero che questa sera riusciremo a capire quali sono i dettagli ed eventualmente anche le tempistiche che vedono la sicurezza come primo obiettivo. Ma io continuo a dirlo in questi mesi, ma era anche ovviamente dentro il programma della campagna elettorale. Io non credo nei carrozzoni o nelle grandi aggregazioni. In un momento in cui c'è anche questa forma anche provinciale che non è né carne né pesce, dove il Presidente della provincia viene eletto dagli amministratori ma non dai cittadini, dove le funzioni non si capisce ancora quali saranno. Dove ci sono c'è una linea estremamente chiara anche dal punto di vista dei governi, sia questo che quelli precedenti, di scioglimento anche di tutta una serie di società partecipate. Io penso che il sistema migliore per dare servizi ai cittadini, ed è questa l'idea che stiamo portando avanti, è partito questo primo nucleo di sindaci per quanto riguarda proprio il settore della sicurezza pubblica, è quello di non di consorzi, non di aggregazioni strutturate, ma di contratti di servizio. Quindi concretezza al servizio del cittadino. Sì, perché non è tanto la sovrastruttura che deve essere creata, ma è il servizio al cittadino che deve essere erogato. Quindi l'idea che poi si sta anche concretizzando nel campo della sicurezza pubblica è proprio quella dei servizi associati. Grazie sindaco. Con noi anche altri sindaci. Abbiamo Luciano Salvò, sindaco di Villafranca. Buonasera, sindaco, buonasera e benvenuto. Grazie. Michele Schiavo, sindaco di Cadoneghe. Buonasera. Buonasera sindaco. Buonasera. Con noi questa sera Massimiliano Barison, buonasera sindaco di Albignasego. Buonasera. Enrico Rinuncini, sindaco di Ponte San Nicolò. Buonasera sindaco anche a lei. E poi sempre con noi Francesco Vezzaro, sindaco di Vigo d'Arzere. Buonasera. Buonasera. Come sempre a dei Reporter Sera, il pubblico, ma non solo, figure tecniche, professionisti in grado appunto di dialogare sul tema della grande Padova. Con noi questa sera Filippo Segato, APPE, segretario APPE, buonasera. Abbiamo Andrea Ostellari, buonasera. Buonasera Presidente, buonasera parleremo di quella che è una fusione importante, di quali saranno le prospettive per la mobilità sul territorio appunto di Padova, una delle società più importanti ormai anche come numero di chilometri e numero di dipendenti. Certo, una società importante che è nata da questa fusione. Parlando di un po' di numeri, intanto anticipiamo 25 milioni di chilometri all'anno, circa 1000 dipendenti nel totale dalla fusione, e insomma quindi una prospettiva ampia di sviluppo che poi insomma quando vogliamo la trattiamo. Mi viene una domanda semplice e banale per il cittadino che ci guarda da casa, ma riusciremo ad avere un servizio migliore con questa fusione ad un prezzo più basso? Lo scopo è questo, lo scopo è ovviamente razionalizzare il servizio, eliminare quelli che sono i costi eccessivi e puntare ad una, diciamo così, domanda ben servita da un servizio adeguato. Grazie infinite. Domenico Menorello con noi questa sera dei Popolari per l'Italia. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie. Le chiederemo un'opinione anche in riferimento alla grande Padova, perché lei a suo tempo era protagonista proprio quando si è strutturata una situazione analoga ma forse anche molto differente, che era il Comepa. Poi ci spiegherà che cos'era eventualmente e quali invece le diversità in riferimento al progetto attuale. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera.
Abbiamo con noi poi Ruggero Rovelli, coordinatore centro storico Ascom. Sì, buonasera anche da parte mia. Grazie anche a lei, professor Ermanno Casel, nostro editore e direttore responsabile, e quindi abbiamo Rodolfo Cetera, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Padova. Buonasera a tutti. I giovani hanno sempre un ruolo centrale perché alla fine bisogna rimboccarsi le maniche, sono i giovani a dover trovare le soluzioni oggi, quindi benvenuto e sia protagonista di questa puntata. Molto volentieri. Allora, Grande Padova, un progetto importante, Sindaco. Io comincio da lei perché il progetto parte dal Sindaco con il comune, diciamo, più ampio e più vasto, però è un dialogo questo aperto a tutti i comuni limitrofi inizialmente per contiguità, diciamo, di territorio. Ma ovviamente capisco che io sono sindaco da qualche mese, l'organizzazione precedente non prevedeva una struttura diversa e poi insomma i sindaci che sono presenti ne parleranno. Io ripeto, non credo molto in queste tipo di organizzazioni, quindi il progetto della Grande Padova è un progetto che guarda più alla realizzazione e l'erogazione di servizi pubblici. Prima il presidente Osterlari insomma, ha parlato di Bus Italia Veneto. Bus Italia Veneto è una società che nasce da una importante fusione tra APS Holding, quindi una società partecipata dal Comune di Padova, e Bus Italia, quindi Ferrovie di Stato. Una società che guarda non solo all'erogazione di servizi e di trasporto della città di Padova e dei comuni contermini, ma che guarda a una prospettiva più di carattere provinciale e soprattutto veneto. Ed è questo in realtà il progetto che vogliamo portare avanti. Nel settore dei trasporti, come succede in altre regioni, queste aggregazioni diventano assolutamente necessarie per una serie di motivazioni che vanno dalle economie di scala al fatto che i finanziamenti anche di carattere pubblico continuano a diminuire, quindi diventa necessario trovare delle aggregazioni assieme ad altre società di carattere regionale. Quindi anche nel progetto Padova, se parliamo di... più forte può portare a casa un po' più di soldini, un po' più di finanziamenti, magari guardando il mondo europeo anche. Il prossimo anno l'erogazione dei contributi che vanno alle società di trasporto pubblico terrà conto anche, per esempio per quanto riguarda la Regione Veneto, anche delle operazioni di fusione e di aggregazione, quindi c'è anche una volontà e una spinta a livello nazionale e anche regionale di trasformare tutte queste piccole realtà locali che non possono stare in piedi, perché il trasporto pubblico sta in piedi solamente con la contribuzione pubblica, in società che abbiano delle economie di scala completamente differenti, dove vengono eliminati anche alcune inefficienze che c'erano e che stanno per essere eliminate, che sono dovute al fatto che ci sono doppie corse, per esempio c'erano tratte dove passavano sia i bus di APS che quelli di Bus Italia, quelle verranno eliminate. Questo dà la possibilità di effettuare magari estendere alcuni servizi e dare dei servizi aggiuntivi anche magari ai comuni che attualmente non vengono serviti. Certo, in questo senso protagonisti comuni, Rinuncini, che cosa chiede? Dovendo dialogare una tavola rotonda dove appunto lei rappresenta un comune attiguo a Padova e si parla di sinergia ad esempio nell'ambito della sicurezza o nei collegamenti del territorio, quali sono le prime richieste che vorrebbe fare Ponte San Nicolò? Racconto sempre degli aneddoti molto semplici che noi a volte abbiamo i fossi, no, che fanno da confine tra i nostri comuni e quindi abbiamo magari un lato della strada di un comune e l'altro lato della strada, semplicemente l'inizio della statale 516 per 500 metri si trova in questa condizione e poi abbiamo dei civici pedonali che sono su Ponte San Nicolò e i carrai poi sono su Padova o viceversa e quindi proprio c'è questa compenetrazione totale ed ecco che è evidente che c'è la necessità
di dialogare, di ragionare insieme. Il primo grande strumento è stato il famoso PATI, no? Il piano regolatore generale di tutti i nostri comuni, che quindi è già stata una prova importante di collaborazione tra i nostri comuni, ma è evidente che per esempio il trasporto pubblico, abbiamo questa sovrapposizione di linee sulla nostra statale, per esempio tra i bus della SITA e i bus di APS, e questa nuova operazione sicuramente porterà dei benefici con un biglietto unico, con una tariffa, quindi ci sono già queste collaborazioni già hanno cominciato a dare i frutti. E il prossimo, o l'attuale insomma, progetto è quello della sicurezza, perché i vigili anche qui si ritrovano ad essere chiamati per l'incidente, ma non solo, adesso prendo questo come esempio. Il cittadino evidentemente non sa quale parte della strada sia sotto Padova, quale sotto Ponte San Nicolò, ma dall'aspetto dell'incidente all'aspetto dell'intervento immediato per questioni appunto legate alla sicurezza, ad altre vicende, ed è evidente quindi proprio di necessità virtù, nel senso che la necessità anche di una riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, dei tagli, della crisi eccetera, e dall'altra parte la virtù perché diamo migliori servizi, magari non dico spendendo meno, ma perlomeno spendendo uguale. Quindi questa proposta che viene fatta la accogliamo positivamente, ma a questa potrebbero probabilmente andarne aggiunte altre, sia con Padova ma anche con gli altri comuni. Noi ce la facciamo poi dall'altra parte verso la Saccisica. Quindi una sinergia tra sindaci direi che è auspicabile, visto che il sindaco oggi è la politica più vicina al territorio. Barison, Albignasico, di cosa ha bisogno? Abbiamo bisogno di servizi, perché chiaramente la gente oggi è questo che chiede, e quindi il fatto di integrare le risorse di un comune con quelle di un altro sicuramente ci dà la possibilità di dare maggiori risposte. Come ha detto il collega, anche noi sentiamo questa necessità, soprattutto per quanto riguarda anche il pattugliamento nelle ore notturne. Noi abbiamo un servizio di polizia locale su 3 turni, quindi fino all'1 di notte, e poter integrare le nostre risorse umane con quelle del capoluogo degli altri comuni, dal mio punto di vista ci darebbe la possibilità di essere ancora più presenti nel territorio. Le faccio una domanda: ovviamente un comune minore come numero di popolazione ha forze dell'ordine ovviamente più esigui rispetto ad una Padova che è sicuramente più strutturata, quindi la sinergia anche in questo senso. Sì, la cosa bella di questa convenzione tra enti è quella di prendere in considerazione le specificità di ogni ente, quindi non c'è un progetto che è uguale per tutti. C'è un progetto che si adegua a quelle che sono le necessità di ogni territorio e di ogni ente, e quindi ciascuno in base alle proprie capacità sia economiche sia di risorse umane ha la possibilità di tarare e migliorare il servizio. Certo. Io sarei interessato a investire anche economicamente sul servizio della sicurezza, perché è una delle principali richieste della cittadinanza, e quindi è giusto che i sindaci di questo si occupino e quindi diano delle risposte. Certo. Come avete cominciato, Sindaco? Quali sono i primi passi operativi proprio? Ci sono state delle telefonate, degli incontri? Visto che deve essere declinata un po' su ogni costituito comune. un primo nucleo, perché io sono dell'idea che è difficile coinvolgere decine e decine di sindaci in un unico momento, quindi siamo partiti con questo nucleo di sindaci, che molti dei sindaci sono anche presenti. Abbiamo predisposto una bozza di convenzione, le varie amministrazioni hanno fatto ovviamente le loro osservazioni. Snello, mi permetto di sintetizzare perché ci guarda da caso, un documento snello che faccia dialogare i vari interlocutori, senza infrastrutture. Una convenzione, quindi non un consorzio, una sovrastruttura, cioè un rapporto basato sui servizi. Dicevano bene prima i sindaci, la disponibilità che dà il Comune di Padova è una disponibilità piena nei confronti dei comuni con Termini o chi vorrà aggregarsi a questo primo nucleo. Ovviamente noi è un momento sperimentale in cui dobbiamo mettere in moto la macchina organizzativa, perché abbiamo scelto alcuni servizi, da questi servizi potranno
essere estesi altri servizi. Qua parliamo di sicurezza, quindi di controllo del territorio e quindi volanti della Polizia Municipale che escono da Padova, vanno verso Abignasego, Ponte San Nicolò, Villafranca. Perché oggi non è possibile questo? Questo non è possibile Se un adesso perché supera il confine del comune di Padova. sì, ognuno è proprio ovviamente corpo di polizia municipale, organizza i propri servizi. La Convenzione permette la possibilità di organizzare dei servizi di area vasta, quindi tenendo conto anche dei comuni contermini. Come tutte le cose, siccome è un'esperienza che è già stata ripetuta nell'Alta Padovana e che ha dato un ottimo risultato, che ha aggregato più di 10 comuni per una popolazione superiore a 80.000 abitanti, quando siamo partiti ovviamente si parte con alcuni servizi che sono gli incidenti stradali, qualche servizio notturno, e poi si è esteso ad un servizio completo, per cui l'organizzazione che avviene con i corpi esistenti, quindi non c'è un costo maggiore da parte del singolo comune, con la polizia municipale che c'è, con i comandanti che ci sono, che creano quindi ovviamente una squadra che deve organizzare i turni e i servizi nel territorio, senza quindi che ci siano ulteriori spese per il comune e per il cittadino. Dopo la Convenzione permette anche la possibilità di mettere a disposizione personale, ma anche eventualmente di corrispondere agli altri comuni eventualmente il pagamento di una spesa nel caso in cui il comune voglia dei servizi aggiuntivi. In realtà secondo me per quanto riguarda una serie di attività che vanno alle manifestazioni ovviamente pubbliche dove c'è bisogno di più agenti, i servizi relativi agli incidenti stradali dove se c'è fuori una pattuglia è giusto che vada a Padova, che vada a Bignasego, che vada a Ponte San Nicolò, che vada anche nei comuni della cintura, i servizi notturni anche quello, se c'è una pattuglia fuori, perché fermarla ai confini di Padova? È giusto che magari faccia il turno girando anche per i comuni contermini. Da questo io vedo delle grandi economie di scala, perché ovviamente allargando il territorio, mettendo insieme i 250 agenti di Padova che diverranno 260, 270, perché stiamo già facendo delle assunzioni in mobilità, assieme agli altri agenti, il corpo di polizia comincia a diventare un corpo di polizia che può dare dei servizi veramente aggiuntivi alla popolazione e svolgere anche un servizio di sicurezza che mi rendo conto, avendo fatto il sindaco in un comune più piccolo, che in comuni che hanno 3, 4, 5.000 abitanti, che hanno 2 o 3 vigili, a parte l'ordinaria amministrazione, certamente non si può dare alla cittadinanza un servizio di controllo del territorio. Salvò, Villafranca, di cosa ha bisogno? Ha bisogno delle cose di cui hanno bisogno tutti i sindaci che sono qui presenti e di tutti i cittadini che fanno parte dell'area metropolitana di Padova. È vero, il confine amministrativo non può essere un limite ovviamente alla risposta nei confronti dei cittadini, quindi si parla di sicurezza, ma si parla di trasporto pubblico locale, si parla di tutti quei servizi in qualche maniera, di cui fra l'altro poi la città è anche un grande attrattore. C'è la più grande area produttiva, voglio dire, di tutta quanta la provincia di Padova, è l'area industriale di Padova. Tantissimi nostri cittadini vivono nei nostri comuni, ma ogni giorno, ogni mattina vanno a lavorare in quest'area e ritornano a casa. Hanno bisogno ovviamente di avere i servizi per accedervi, hanno bisogno di non intasare le strade, hanno bisogno anche, proprio perché respirano la stessa aria, che l'aria sia la meno inquinata possibile, per cui di tutta una serie, un'organizzazione tale per cui questa grande realtà metropolitana, che rappresenta circa il 50% di quei 980.000 abitanti di cui si diceva prima della provincia di Padova, si muova in un'unica direzione, e per far sì che si muova in un'unica direzione ovviamente tutti i servizi devono essere integrati. Noi ovviamente abbiamo responsabilità amministrative che ricadono su pezzi di questo territorio, ma proprio questo non può essere un limite ovviamente nell'andare incontro appunto alle esigenze di questi cittadini. Quindi sta a noi ovviamente metterci in relazione e cercare di tramutare quelli che sono stati anche dei limiti fino a questo momento, perché non dimentichiamo, insomma, essendo enti diseguali siamo anche, come dire, abbastanza storicamente e culturalmente anche chiusi nelle nostre piccole cose. Ecco, dobbiamo fare uno sforzo per andare oltre e quindi in qualche maniera ragionare in questo caso anche in grande. Schiavo, Cadoneghe.
Allora, ho già sentito parecchie cose di cui ne sono convintissimamente, sono convinto che sono vere. Una cosa che non ho sentito però è stata quella della concretezza, e cioè siamo ancora a livello di idee, abbiamo avuto la possibilità di rendere concreto anche in tempo passato con la città metropolitana, che mi sembrava fosse non quel carrozzone che prima è stato definito, perché ha portato dei frutti. Ci sono già delle unioni in giro per la nostra provincia che funzionano, quindi sistemi di collaborazione ce ne sono. Mi spiace sentire che si cambiano spesso nomi, ma alla fine i frutti o i fatti non ci sono. Quindi io mi auguro come sindaco da pochi mesi, tanti quanto il sindaco di Padova, che di riuscire ad essere per i cittadini di Cadoneghe, ma anche di altri, tanto è vero che Cadoneghe ingloba parte di Padova, quindi questa grande Padova, questo nucleo centrale che si era un po' mosso, mi dicono, credevo che un invito al comune di Cadoneghe fosse fatto, tanto è vero che abbiamo Isola di Torre che ha circa 1000 residenti di Padova. Quindi ecco, io quello che mi chiedo, quello che sto sperimentando da sindaco è che alle parole succedano veramente i fatti. Quindi non ragionare per partito preso, non ragionare per sponde, ma ragionare veramente in maniera integrata. E noi abbiamo con Vigo d'Arzere e da poco anche con Curtarolo allargato un'unione dove abbiamo messo in comune dei servizi con delle difficoltà che sicuramente ci sono, ma l'obiettivo appunto è sempre il cittadino. Sindaco, sicuramente un'apertura a tutti i comuni? Sono perfettamente d'accordo, cioè, in effetti per quello si è partiti con i servizi e non con il creare la sovrastruttura. Più operativi di così, nel senso, con alcuni sindaci siamo partiti proprio buttando giù la bozza di convenzione dicendo entro una settimana vediamo cosa possiamo aggiustare, quali sono i servizi che possiamo aggiungere e andiamo in consiglio comunale per l'approvazione della convenzione. Dopo un tema così è estremamente delicato perché ogni comune ha il suo corpo di polizia, il proprio comandante, il proprio responsabile, e bisogna cercare di mettere assieme anche persone che hanno lavorato fino adesso in modo diverso e che devono invece aprire il proprio recinto che è il proprio comune e guardare invece a un'organizzazione territoriale molto più ampia. Soltanto che non potevamo, ripeto, ringrazio anche i sindaci presenti che non fanno parte di questo primo nucleo ma che sono invitati a farne parte in un secondo momento appena partita questa macchina organizzativa. Era difficile poter partire con tutti i comuni in contemporanea assieme. È una fase sperimentale dove ci sono 7-8 comuni assieme ai comuni di Padova che hanno già aderito. Sindaco, e da ma questo sono comuni si parte... di destra o c'è una trasversalità destra-sinistra senza guardare quindi il colore politico, ma andando sulla concretezza della Ci sono dei comuni che hanno, diciamo così, che hanno una certa, con cui c'è già un certo rapporto di collaborazione, per cui è stato molto più facile aggregarli in un primo nucleo. Però non è questo non vuol dire che questa collaborazione è chiusa ai comuni che sono di un'altra sponda politica, anzi capite che è come l'abbiamo fatto parlandone con chi è esperto, cioè col comandante Paolocci di questa organizzazione. Bisognava partire con calma, sono passate 2 settimane e abbiamo già insomma la convenzione pronta e cominciamo ad andare già nei consigli comunali. Questo non vieta, anzi auspica un'aggregazione molto più ampia e quindi con un'organizzazione che sia effettivamente a livello di tutti i comuni della cintura urbana. Sarà importante poi comunicare, ed anche per questo la puntata di oggi, e veramente vi ringrazio per essere tutti presenti, appunto senza colore politico ma concretamente per il territorio, per il cittadino. Abbiamo fatto una scappata in giro per Padova e provincia per capire se la gente comincia a cogliere che cosa sia questa grande Padova, questo grande progetto che poi deve appunto fornire dei servizi al cittadino. Se la regia lancia il contributo.
sta arrivando, pensi un po', la grande Padova. Ma lei l'ha capita questa grande Padova? Non lo so, forse vorrà pulirla dagli zingari, dalla gente che sporca, non so neanche io, non considerando gli zingari che sporcano, ma tutto quello che può essere una civiltà non civile che ci perseguita, insomma. Secondo me no, non c'è la grande Padova. Non c'è, per adesso non c'è ancora niente. C'è la speranza che arrivi qualcosa di meglio. Non so, cos'è? Eppure, insomma, si parla di sicurezza, si parla di territorio, di sanità, niente proprio. Non mi è arrivata nessuna notizia di questo. È una bella cosa, soprattutto in ambito della sicurezza, perché c'è bisogno anche di sicurezza, perché sono le ore da quando c'è il tramonto che praticamente ci sono problemi a livello di tutto, di spaccio, di cose. Sarebbe di unire a Padova i comuni limitrofi. Quindi lo sa, è preparato. Cosa ne pensa? Sì, può essere una cosa buona, penso che può essere una cosa buona perché si semplificano, si uniscono i servizi, quindi si dovrebbero spendere meno soldi. La vedo ottimista. Cioè. Ragazzi, ma voi lo sapete che sta arrivando la grande Padova? No. Non ho mai sentito parlare. Cioè, nessuno vi ha detto niente, ragazzi. Qui si parla di sanità, si parla di polizie unificate proprio per la sicurezza, niente. Mai sentito? Eppure, insomma, sembra hanno fatto anche la riunione. Grazie ad Emiliano, ironico come sempre. Rodolfo Cetera, i giovani mi sembravano i più impreparati, ma com'è possibile?